Fabrizio Lagaipa, al rientro della fiera TTG di Rimini in rappresentanza della nostra provincia e della DMO. Ecco, quali risultati avete ottenuto a consuntivo di questa vostra permanenza, diciamo, a Rimini? Il TTG è una fiera molto tecnica, infatti non si accede per esempio con il biglietto ma soltanto tramite accrediti, quindi destinata agli operatori. Abbiamo avuto modo di andare a proporre il nostro territorio, abbiamo avuto dei pacchetti, abbiamo condiviso lo spazio espositivo anche con la strada degli scrittori, c'era Gaetano Pendolino insieme a noi e abbiamo, devo dire, avuto parecchio riscontro perché c'è voglia di nuovi prodotti turistici che escano fuori, diciamo, dagli schemi consueti e sicuramente la Costa del Mito, che è questo nuovo progetto di marketing che ci siamo dati, e la strada degli scrittori rientrano a pieno titolo, diciamo, nella domanda del mercato. Abbiamo avuto una interlocuzione molto importante con Trenitalia che speriamo possa dare dei frutti nel prossimo futuro e anche con Enit abbiamo rinsaldato dei rapporti che erano già cominciati un paio di anni fa e che ci hanno dato l'opportunità di avere molta pubblicità a livello internazionale. La stagione estiva è finita con un ottimo bilancio, si guarda già al futuro, quali iniziative in vista anche delle prossime vacanze natalizie? Allora, la stagione estiva è finita, diciamo, ma solo sul calendario perché ancora tante strutture fanno il sold out, abbiamo un clima che fortunatamente ci consente di continuare a fare persino il turismo balneare. Chiaramente siamo proiettati verso il Natale, abbiamo chiesto il sostegno della Regione per fare un bellissimo Natale nuovamente ad Agrigento e su tutto il territorio della Costa del Mito. Caltabellotta farà nuovamente il proprio presepe vivente, lo farà anche su Tera, abbiamo delle iniziative anche su Palma di Montecaro, su Naro, insomma stiamo facendo delle cose molto belle e interessanti e chiaramente Agrigento sarà al centro perché anche per un fatto di posizione, diciamo, baricentrica rispetto al resto del territorio. Sarà un bel Natale che ci traghetterà, spero, e sicuramente ad una nuova stagione favorevole.